e volevano vincere, da giorno me la fai rivedere la statistica che l'Inter non ha mai preso gol dal 70° al 90°, me la fai rivedere la statistica, grazie, dopo la statistica, but one, 1-1, ed è giusto così. Il primo che mi viene a dire, dovevamo vincere l'Inter, no, è giusto il pareggio, è giustissimo questo pareggio, è giustissimo. Mamma che Napoli, la famosa cazzimma, finalmente si è vista un po' di cazzimma in mezzo al campo, finalmente ce l'avete questa famosa cazzimma allora, finalmente. Mamma mia, Calzona continua il suo ritmo in Serie A. Ancora deve perdere Calzona in Serie A, ma ancora dobbiamo. Bene così. Bene, vabbè, tu dici, ma l'Inter, ora ce la faccio, Il Bologna ha vinto, la Roma ha vinto, sì, hanno preso 2 punti, non me ne foto niente, questa era importante, questa era importantissima, poi con il Bologna e la Roma devono ancora giocare i big match, quindi calma, tempo al tempo, quanto mancano? 9 partite alla fine, saranno 9 partite di fuoco, però io voglio vedere questo atteggiamento in campo, io voglio vedere questo Napoli in campo. Voglio continuo a ribadirlo, questo Napoli qui se la gioca, va in campo, c'ha la cazzimma, ve l'ho detto, il pareggio è inutile perché erano meglio i 3 punti, ma è meglio non perdere, meglio perdere 2 e non 3 punti. Bella partita, comunque, bellissima partita, tanto quando gioca Napoli-Inter è sempre spettacolo, è sempre uno spettacolo, già l'andata 3 gol, aspetta, c'è il rigore su Thuram, non c'è il rigore su Thuram, diciamolo subito, non attaccate con i commenti, c'era il rigore, Marotta League, non era calcio di rigore, ve l'hanno fatto rivedere pure da solo, non era calcio di rigore, non iniziamo, non giustevo calcio di rigore, comunque si gode. Io godo, da napoletano godi per un pareggio, non me ne frega niente, vista la stagione, questo pareggio vale oro per il Napoli. Questo pareggio vale oro. Basta, non mi interessa. Comunque ribadisco che l'Inter è stata superiore al Napoli, però il pareggio è stato giustissimo, perché ci sono state occasioni di qua e occasioni di là. L'Inter è superiore? Sì, certamente, questo nessuno lo mette in dubbio, però se quell'Instorm passa la palla in gong all'ultimo secondo, non so se finiva in pareggio questa partita. Comunque, detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli, è stato un buonissimo Napoli, ed era ingiusto uscire da Milano senza un punto. Vabbè, detto questo, sempre e comunque Forza Napoli, ciao.